21 dall'ultimo bollettino. Intanto sono cominciati i test rapidi sul personale sanitario del Cardarelli. All'emergenza sanitaria si sovrappone l'emergenza sociale, sono moltissime le famiglie in difficoltà e qui siamo alla mostra d'Oltremare, la vedete alle mie spalle perché questo grande spazio fiera, il padiglione numero 6, 3000 metri quadri, sta diventando un centro di raccolta di beni di prima necessità. Si incontrano i fondi del governo, del comune in questa iniziativa con le donazioni fatte dai supermercati, dai privati. Attenzione, non verrà distribuito il cibo direttamente ai cittadini da qui, verranno le associazioni di volontariato accreditate come per esempio la Caritas e Sant'Egidio e potranno poi distribuire beni alimentari alle famiglie in difficoltà. Ieri c'era stata la notizia di un assalto ai cancelli e era dovuta intervenire la polizia. Oggi questa notizia è stata smentita dal presidente della mostra Remo Minopoli, che ha chiesto ai giornali di smentirla chiaramente e ha messo in guardia contro le fake news in un momento così difficile. A voi studio. Il Ministero